piacere perché è un giorno importante, un giorno di premiazione, ma direi che è importante anche perché qui si tracciano quelle che sono le linee per il prossimo anno. Sono importanti per la Federazione Centrale, diciamo, perché gli appuntamenti, sappiamo benissimo, abbiamo i mondiali di questa annata e il prossimo anno avremo le Olimpiadi, quindi il culmine di un quadriennio. Sì, la mia stagione dell'anno scorso è andata bene, ho fatto un salto di qualità anche io e quindi spero quest'anno di darci dentro ancora di più e vediamo di fare ancora qualcosa di più bello. Questa 27esima premiazione Fair Play, che questa volta viene assegnata con orgoglio da parte nostra a quei ragazzi che grazie ai risultati agonistici, all'impegno, alla fatica e l'abnegazione che hanno nell'ultima stagione messo in campo si sono guadagnati la convocazione in squadra nazionale. Ho cercato l'anno scorso di ottenere buoni risultati, ce l'ho fatta entrando così in nazionale e quest'anno potrò fare così gare di Coppa del Mondo e infatti ci saranno anche i mondiali quest'anno a Tarvisio e quindi spero di ottenere grandi soddisfazioni anche perché mi alleno tutti i giorni praticamente, quindi lo spero veramente tanto. Per me queste prime settimane con la nazionale sono state molto importanti, sono appena tornato dallo Stelvio dove abbiamo concluso appena un ritiro sugli sci, è già il quarto che facciamo quest'estate, abbiamo lavorato molto bene secondo me, speriamo che porti a una buona stagione, magari in Coppa Europa o vedremo dove.